inversione di tono nella conferenza stampa odierna del presidente della giunta regionale veneta Luca Zaia rispetto alle tante aperture di cui si è reso protagonista nel percorso di uscita dall'emergenza Covid. Zaia ha riferito che nelle scorse ore l'indice del contagio è passato da 0,43 a 1,63, lanciando un nuovo allarme. Ora il rischio è di nuovo elevato, non possiamo aver buttato via 4 mesi, va a finire che lunedì emanerò una nuova ordinanza che inasprirà le regole. Secondo Zaia è praticamente certo che il virus continuerà la sua azione in Veneto anche nel prossimo autunno. Non tornerà perché è già qui, ha detto il presidente della regione, grazie ai comportamenti irresponsabili di taluno. Zaia ha ricordato i casi di un imprenditore vicentino tornato dalla Serbia con il virus che dopo il tampone positivo avrebbe infettato altre persone a catena, finendo egli stesso in terapia intensiva. Il ricovero in tali casi deve essere coatto, ha detto il presidente, ed è giusto che il governo lo sappia, altrimenti è il caso di pensare al carcere. Il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro, l'assessora ai lavori pubblici Alessandra Penzo e il presidente del consiglio comunale Endri Bullo hanno partecipato oggi a un incontro nella sede mestrina di ANAS, ente stradale rappresentato dall'ingegner Ettore della Granlé, capo compartimento della viabilità per il Veneto, e dall'ingegner Umberto Vassallo. Abbiamo voluto un incontro per fare il punto della situazione sui lavori in programma, spiega il sindaco Alessandro Ferro, che sono molti e attesi da tempo. È stato confermato l'avvio a settembre dell'intervento sul ponte translagunare delle per il quale si stanno valutando ancora alcuni aspetti, come le deroghe per i mezzi superiori alle 44 tonnellate da e per il porto di Chioggia. Entro luglio contiamo di avere un quadro chiaro della situazione. Un senso unico alternato sarà istituito sempre da settembre lungo il ponte sul Brenta per una durata di circa 3 mesi. Il ponte che attraversa il Brenta, come ha spiegato ANAS, è lungo 209 metri, si trova al chilometro 84,900 della statale Romea ed è costituito da 7 campate in cemento armato. I lavori di manutenzione sono già stati avviati lo scorso anno e consistono in particolare nel rifacimento della pavimentazione, nel risanamento delle parti ammalorate in cemento armato e nel rifacimento di cordoli e barriere di sicurezza. Abbiamo chiesto al nuovo capo compartimento, continua l'assessora Alessandra Penzo, di avere un programma relativo anche all'installazione delle pensiline e delle fermate degli autobus. Visto che l'emergenza sanitaria ha causato ritardi di almeno 2 mesi, l'avvio del cantiere sarà a settembre. In merito alla rotatoria di Valli si andrà avanti con la conferenza di servizi e i lavori nel 2021. La rotatoria Isola Verde sarà invece assoggettata a valutazione di impatto ambientale, perciò i tempi saranno più lunghi. Conclude il presidente del consiglio comunale Endri Bullo. Abbiamo comunicato ad ANAS quanto riferito ieri al Ministero dei Trasporti, cioè è necessario che venga istituito a breve un tavolo tecnico con tutti gli enti interessati, regione compresa, per abbreviare i tempi di intervento e per sciogliere una volta per tutti i nodi storici che penalizzano il territorio, come ad esempio la realizzazione di un percorso alternativo all'attuale Romea. Siamo qui a Sant'Anna e qua c'è il signor Anselmo Maddalena, che praticamente era il custode qua della casa cantoniera della ferrovia da 32 anni e paga l'affitto regolarmente, però le ferrovie praticamente la vogliono chiudere e verrà abbandonata praticamente. Sì. E quindi il signor Anselmo insomma dice, a nostro avviso anche giustamente, che è un peccato perché non vuole pagare l'affitto, perché lei non paga l'affitto e lo paga tranquillamente come un canone normale, non è che è un canone agevolato. No, normale, è un canone. Quello che ti costa anche tanto. Ed è un peccato perché ovviamente vuol dire abbandonare ancora una volta un territorio, perché dopo se la casa cantoniera viene abbandonata poi c'è per anni, c'è il degrado perché la frazione qua di Sant'Anna è seguita, ma questi della sua direzione hanno... Niente, mi hanno mandato una raccomandata dicendomi che il 31 dicembre scade il contratto e non lo fanno, non lo rinnovano. Mi diranno quando gli devo consegnare le chiavi, perché ho risposto alla raccomandata
chiamata, ma non si fa sentire nessuno per adesso. Il sindaco, l'amministrazione si è fatta viva? Il sindaco gli ha mandato un messaggio e non si è fatto vivo, ha fatto finta di niente, non lo so. Beh, magari non l'ha visto il messaggio. Non l'ha visto? No, mi ha risposto che aveva riunione. Poi io ho mandato un messaggio e non ho saputo più niente. Non so più che rivolgermi. No, peccato perché oltre, cioè, è tutta una serie di cose. Adesso per esempio a Cavarella d'Adige c'era il famoso ufficio postale, Sì. che è rimasto chiuso e rimarrà chiuso, diciamo noi, ma lì anche lì, diciamo, se ci fosse la possibilità di creare un locale, probabilmente le poste forse lo tenerebbero aperto, perché se qualcuno è dal locale. Se invece un ente deve investire dei soldi sapendo già che è passivo, probabilmente è molto difficile. E questo è un altro passaggio, hanno chiuso il negozio qua vicino, che c'è un negozio qua vicino, Sì, tutti. la cartolieria che era tanti anni che è aperta, non hanno... Diciamo che si chiude la stazione, è proprio morta la stazione Cioè, di Sant'Anna. è veramente un E peccato. anche per la comunità, io una casa me la posso anche comprare volendo, cioè, ma non è il problema personale, è il problema della comunità di Sant'Anna. Spero che qualcuno si fa sentire, qualcuno fa qualcosa, lasciandomi dentro e pagando il mio affitto. Grazie Gian Anselmo. Ma si figuri, grazie a voi. Sono ripresi martedì scorso, 30 giugno, gli screening mammografici per le donne di età compresa tra 50 e 74 anni, organizzati dall'ULSS 3 Serenissima al Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Borgo San Giovanni 1183/A. L'iniziativa è caldeggiata dalla locale sezione dell'Andos, l'Associazione delle Donne Operate al Seno. La convocazione è arrivata a domicilio alle persone potenzialmente interessate. Gli screening proseguiranno fino ad agosto, quando sospenderanno per 2 settimane, quindi di nuovo fino a dicembre. Nel caso in cui la mammografia sia stata effettuata recentemente o bisognasse spostare la data a causa di impegni, le donne coinvolte sono pregate di comunicarlo al numero telefonico 800 185 030 oppure via mail all'indirizzo segreteria.so@auls3.veneto.it. Da pochi giorni l'associazione lirico-musicale Clodiense ha ricevuto la disposizione a riprendere l'attività concertistica. Domani sera, sabato 4 luglio dalle ore 21:15, al giardino di Palazzo Grassi in Chioggia, con accesso da Rivavena 1282, verrà recuperato il concerto della stagione concertistica L'arte del violino, con gli allievi dell'Accademia Violinistica di Chioggia, diretta dal maestro Dejan Bogdanovic. Per l'ingresso è previsto un biglietto di 5 euro. In caso di pioggia, il concerto avrà luogo all'Auditorium San Nicolò. Sarà comunque necessaria la mascherina per poter accedere. Questo è il primo evento estivo che aprirà il Festival Musica in Laguna d'Arte 2020. Altri concerti sono già previsti, sempre con inizio alle ore 21:15 e sempre indossando la mascherina. Lunedì 6 luglio all'Auditorium San Nicolò, concerto per 2 pianoforti con i maestri Constantin Boghino e Francesca Vidal. Martedì 7 luglio al giardino di Palazzo Grassi, concerto di musica da camera con gli allievi dei masterclass estivi di violino e pianoforte. Lo stesso programma per mercoledì 8 luglio ma all'Auditorium San Nicolò. Domenica 16 agosto verrà invece recuperato il concerto jazz della stagione concertistica con i Licaones di Mauro Ottolini al trombone, Francesco Bearzati al sax, Oscar Marchioni all'organo e Paolo Mappa alla batteria. Lo spettacolo, che sarà a pagamento, avrà luogo sempre al giardino di Palazzo Grassi dalle ore 21:15. In caso di pioggia il concerto verrà trasferito all'Auditorium San Nicolò. Altri eventi per la seconda parte di agosto e per settembre sono in via di definizione e ne verrà data comunicazione quanto prima.